Bene Cristian, complimenti intanto per la grande vittoria, finalmente, dopo 2 secondi posti sei riuscito a mettere il sigillo a questa grande impresa. E, cosa dire, 11 partite di finale, una tensione che era palpabile ma anche affiorata un po' di stanchezza alla lunga, sei riuscito a mantenere comunque serenità nel gioco, un movimento libero e anche sempre determinato. Ti ho visto per 3 minuti perdere il controllo del gioco per il resto delle 5 ore, quante sono state? 3 ore buone. 3 ore buone, sei sempre stato determinato e concentrato. Diciamo, qual è stata la sfida che diciamo, ti ha più messo in difficoltà oppure il giocatore che temevi maggiormente? Guarda, su tutte temevo molto Galeone perché sai è un giocatore molto forte di che certo calibro. Campione uscente tra l'altro. E nelle ultime 2 edizioni ho sempre avuto un po' la sfortuna di perdere, questo giro diciamo la rivincita c'è stata, una grande partita e è andata bene, cioè mi sono concentrato, è stato bene rilassato e diciamo ho trovato un bel punto. Sì. È stata un po' la partita della svolta quella lì mi sembra, perché sei riuscito a mettere un 2,60 e Galeone si è fermato a 204. Ci racconti un attimo come hai vissuto il momento? Beh, ho vissuto molto bene perché dopo che diciamo, ho fatto la tripla, diciamo, Galeone ha fatto 9, lì mi sono rilassato un po' e da lì la concentrazione ho fatto la 4, quintupla e lì è stata un po' la svolta, cioè lì sei stavo stato bene, nel tunnel che ti ha portato via bene al successo. Poi con Zorzan ho visto un 196 a 199, molto risicata, molto stretta, molto complicata. Vi siete marcati sì, un po'? Sì, è stata molto complicata perché ho perso un attimo il filo dello strike e sai, in quei momenti lì con Marco è dura, però dai, mi è andata bene, un po' l'errore è suo, un po' diciamo uno strike mio e dai, ce l'ho fatta a fare anche questa partita buona. Bene, come ti è sembrato il torneo nella finale, nel suo svolgimento e poi come ci sono sembrate anche le piste che comunque hanno permesso di fare punteggi, ma abbiamo visto anche dei giocatori in difficoltà, anche giocatori diciamo, che si aspettavano di più dalla serata, sono diciamo, rimasti un po' in difficoltà nel condizionamento. Ma guarda, il condizionamento diciamo, è duro perché secondo me per 11 partite con 11 giocatori sai, è dura. All'inizio le piste erano buone, poi si deteriorano perché logicamente l'olio si sposta, si consuma, si allunga, cioè, ci sono vari percorsi da fare e lì c'è chi si trova bene e chi male. La via più facile è trovare subito un tiro buono, una scia buona e lì si può fare risultato. Bene, complimenti ancora Cristian, grazie. Una grande vittoria, sei un bellissimo esempio di bullying anche per i giovani prossimi che arriveranno alla nostra scuola. Speriamo di avere buoni talenti. Complimenti ancora. Ok, grazie Massimo.